No, I'm not a writer. Ok John, dronare abbiamo dronato, adesso andiamo via subito, prima che arrivi qualcuno magari a rompere le balle, non si sa mai, sai che la gente è strana, come cantava la Mannoia, o era Mia Martini? No, era Mia Martini, dai, sì, almeno tu nell'universo, dai, era quella. E mi manca il CP, povero CP, non mi dirai, non ti manca l'amorosa? Sì, ma il CP è il CP, perché ho imparato dalla mia breve e giovane vita che le donne le cambi, il CP no. Certo la allungo per carità, perché non voglio passare, diciamo, per mestre, quindi faccio la strada per Treviso, quindi se c'è qualche cosetta da filmare ci fermiamo e diamo una dronatina, che tanto è sotto carica il drone. Topa locale. Ti faccio vedere, no, quella è una signora in bici, stavo dicendo, ti faccio vedere le toppe locali, ma tu non guardarmi la signora in bici, dai cazzo. Il coglione di Google Maps, come non detto, e lui da solo, quando imposti un percorso, se non gli stai attento te lo cambia, e adesso ci fa passare per Venezia ormai, infatti mi pareva strano, non c'è niente da riprendere, da fare per strada, porca miseria, la strada Pacco. Wow! Per strada abbiamo trovato questa cosa, non è tanto la mura ma il super duomo che c'è di là, la super chiesa che c'è di là, adesso andiamo a vedere. Bon, ci si arriva in tutti e due i modi, basta percorrere queste stradine che fanno passare giusto il camper dello Zingaro e via. Eccoci, siamo arrivati, ma molto maestoso, Questo paesino si chiama Candiana. Ecco, mi si è rotto l'ennesimo, come si osa chiamare, bastone da selfie, preso su Amazon, quindi butta via, per aggiustarlo aspetta, no, non puoi neanche trapanarlo, non puoi far niente, l'unica è attaccargli il Bostik, ma cosa vuoi che tenga col Bostik, siamo punto a capo, però dai. Prima di buttarlo via me lo tengo e provo col Bostik, se poi non tiene lo butto via. Quindi con manina santa, andiamo a sbirciare. Però, che bel parcheggio di lusso che hai ai preti. Guarda che roba. E da una parte è tipo villa e dall'altra tipo chiesa. Strana sta roba. Ma niente di che, andiamo avanti. Abbiamo deviato tra virgolette per niente, dai, cioè nel senso sia bello, ma i portoni è chiuso, è tutto chiuso, non si può neanche entrare. Quindi salutiamo cordialmente tutti e ritorniamo on the road again, come la canzone, quella dei Cannedit. Ti ricordi? Avevo fatto anche il video del concerto, siamo andati al video del concerto, no? Che erano a Broodstock, che cantavano On the Road Again, colonna sonora Zingaro 2018. Volevo farvi chiudere in bellezza col Putan Tour di Marghera, ma le Putans sono tutte a sinistra, quindi niente. Incredibile, perché in giro c'è il giochetto dei semafori, no? Che se vai troppo veloce ti becchi il rosso. Qua al contrario, cioè devi correre, se no ti prendi il rosso. È incredibile, ragazzi, ti spronano a correre. Eccola, già incolonnati, perché tutti vanno al mare, tutti vanno al Jesolo a trovare il Zingaro, hai capito? E quindi niente, stai qua. Non vorrei che questo fosse il raccordo, quello che con il camper non vedi niente. Proprio questo, cazzo. Vabbè, vediamo di metterci un po' storti in modo da riuscire a vedere dallo specchietto. Sì, perché vedi, non ci vedi proprio da destra, ma ci vedi che vengono da destra dietro. E c'hai quella cacchio di palizzata qua, e quindi non vedi né dallo specchietto e né dal finestrino, porca troia. Vabbè, speriamo bene adesso, dai. Guarda, ti faccio assistere, che così se sbattiamo, poi quella troia, abbiamo anche i nostri motivi per andare a fare. No, confermo, non vedi niente. Io sono passato piano, ma non vedi un cazzo, vabbè, matti, pazzesco. Qui c'è il Parco San Giuliano, una delle mie prime puntine, non so se ti ricordi. CP, adesso digli, sono arrivato a prenderti, mi hai fatto tante di quelle feste che metà faceva basta, mi hai anche buttato per terra e sei stata un'ora là a guardarmi, a fissarmi, come per dire, ma è lui o non è lui? Digli.
e adesso stiamo andando un po' in montagna a rilassarci io e te a Tramonti di Sotto. Non so se faremo i video perché ci siamo andati spesso in quel posto, però per noi è proprio, non so, un'oasi di relax, perché abbiamo tutto, abbiamo i tavolini da picnic, i rubinetti dell'acqua per caricare l'acqua, per l'energia abbiamo i pannelli solari e basta. Addirittura il ruscello, cosa importantissima, e se abbiamo voglia addirittura ci sono 2 pizzerie là attaccate, quindi meglio di così. Dai, ma cosa c'è di meglio? Anche la pioggerellina in montagna, vai, numero 1, bellissimo, proprio relax totale adesso, vero CP? Stiamo là col computer, ci montiamo i video e via. Cioè io li monto, CP no, non è capace. Guarda che disaster di pioggia che sta venendo su là a destra, porca miseria. Buono CP, ci facciamo la doccia fuori e noi ci si avvicina al disaster. Ma che disaster, no, forse un po' più di una cosa, porca troia, che cazzo, se c'era un distributore da andare sotto era perfetto. È vero che all'inizio, appena preso, un vecchio camper in montagna in certe situazioni ti può dare quegli attimi di ansia e di paura, questo è vero, però guarda che ti confermo che una volta che hai imparato a conoscerlo e ovviamente a farti qualche gita in montagna, è chiaro che dopo è tutto naturale. Certo continuerai magari ad andare piano in certe situazioni, nel senso che proprio non li fa poaretta, però guarda, tranquilla anche la montagna. All'inizio sai era una delle mie paure, adesso invece proprio vai dappertutto, te lo giri come un calzetto dopo. Cioè quelli vorrebbero fare il bagno, quelli lì, dai tuffati. Ah ecco, vedi? No, non si tuffa, no? Intanto io mi giro la casa così ho il bar con questa vista qua. No cazzo, si è buttato invece, adesso si butta anche quello, guarda. Eccoli là, loro fanno il bagno qua. Guardate, sì, è anche un bel posticino per fare il bagno, solo che non lo so. Non si frego. Ah, i tedeschi. Ah, posto risolto, capito tutto. Oh, come avevamo fatto a passare nella stradina di prima con furgone non lo so, ma so solo che questo è il bello di avere un camper largo 2,20 m e non 2,35 m, 2,40 m, porco cane. Digli CP, le macchine ormai cagate dure, noi ormai... Certo che guarda, c'è nuvoletto e venticello, si sta veramente da Dio. E sta qua e qua che è ansima, vabbè amati, CP, Il bello è che qua vedi ci sono anche tutti i rubinetti, no? Tu gli stacchi il piccio qua, lo svitti, gli attacchi la tua gomma e via, fai il pieno. Da sperare che oggi il boiler vada, così mi faccio la doccia, altrimenti niente. Adesso ho già ordinato il pezzo, ho chiesto al tipo come pagarlo, se si può pagare con bonifico. Allora, questa è la mia bellissima scatolina, hai visto? Prima avevo una borsetta, adesso ho preso una bella scatolina, così ho la gomma e tutti i miei giocattoli all'acqua, no? Allora CP, ti spiego. Dunque, noi siamo qui con il lato frigo all'ombra, c'è anche questo odore da rosmarin, è questo albero che fa il rosmarin, ma sa anche da rosmarin, è una roba incredibile. Qua abbiamo l'accesso, comunque qua abbiamo l'accesso attaccato al torrente, questa è proprio la stradina attaccata al torrente, e ci apriamo la tenda di là, sì, Zingaraggio. CP, digli, siamo venuti qua con l'intenzione di montare 2 video, no? Invece abbiamo fatto il bagnetto e adesso siamo qua a far niente, è bello far niente. È passato anche un fan che ci ha riconosciuti, quindi, nonostante abbiamo mimetizzato il camper che adesso è tutto bianco, no? Ah, è arrivato il paraurti, adesso magari domani lo montiamo, magari qua domani verso sta ora che fa freschetto, si sta bene. Paraurti e basta, se portavo il colore potevo
rifinire le parti mancanti, sì. Devo prendere ancora bianco per fare il paraurti e quei pezzi diciamo che non ho finito bene perché avevo finito il colore. Credo resterà bianco per un pezzo perché io credo di aver capito che un conto è verniciare un furgone e un conto è verniciare il camper, perché il camper alla fine è diviso in due, c'è la parte furgone e la parte cabina dietro. Non puoi verniciare solo la cabina dietro, cioè viene diverso, non è la stessa cosa, hai capito? Cioè tipo quei bei Volkswagen che fanno bicolore, rosso sotto, bianco sopra, molto belli, però anche la parte davanti, hai capito? E verniciare la parte davanti qua, beh, le frecce deve essere una rottura di balle da isolarle. E vabbè, per il resto no, dai, perché fari e mascherina sono, diciamo, dentro, hanno delle rientranze, vai bene a metterci il nastro adesivo di carta. E vabbè, vedremo, però giustamente non puoi dare a pennello nella carrozzeria devi dare col bicomponente a spruzzo. Intanto bisogna ancora decidere che razza di color farlo, perché boh, bianco così non è che non mi ispiri,